Buonasera, bentrovati, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, prima puntata del nuovo anno per quanto riguarda questa trasmissione e quindi davvero un buon anno a tutti i nostri telespettatori, lo auguro già da questa sera, sperando sia un anno davvero molto positivo per tutti e soprattutto per i padovani ovviamente, visto che noi registriamo e mandiamo in onda questa trasmissione da Padova. Ospite della prima puntata di quest'anno è il vice sindaco di Padova, Arturo Lorenzoni. Buonasera vice sindaco. Buonasera a lei e a chi ci sta guardando. Come sta? Tutto bene? Io sto bene, grazie. Passato bene le vacanze? Molto bene. Si è divertito? Si è riposato un po'? Mi sono riposato. Non avrà lavorato insomma neanche in questo periodo? No, ho preso proprio dei giorni di vacanza con i miei figli e sono stato in montagna con loro e sono stato bene. Senta, tra poco sono 2 anni e mezzo che lei è vice sindaco, non ha mai fatto una carriera amministrativa, politica, giusto? È contento di aver fatto questa scelta? Ma sì, sono contento sì perché vedo... O era meglio fare il professore? Beh, non si escludono le due cose. No, facciamo dato che ci siamo facciamo Buttare giù dalla torre uno dei due. Uno dei due. Beh, no, la mia vita è legata all'università e quella rimane. Dovessi buttare giù una delle due cose, l'occupazione più recente è quella a cui mi sento meno legato. Molti quando intraprendono la carriera amministrativa di una città, in questo caso come il suo, un incarico molto importante, poi si affeziona per la città, comincia a piacere e tanti poi continuano e hanno fatto una carriera politica, anche dei suoi colleghi professori insomma hanno fatto questo. Non saprei dirlo in questo momento. Devo dire che dopo la fatica iniziale di avviare molte cose, adesso si inizia ad avere anche qualche risultato e questo dà soddisfazione e questo rende piacevole anche lo sforzo che si fa nell'amministrazione. Allora io guarda, leggo le sue deleghe, allora è vice sindaco di Padova, alle politiche del territorio e sviluppo urbano sostenibile, all'università, mobilità e viabilità, l'agenda 21, al programma agenda digitale, servizi informatici e telematici, edilizia privata, accessibilità e vita indipendente. Riesce a farle tutte? Ma per fortuna il Comune di Padova ha una struttura amministrativa di primissimo ordine e quindi su tutti questi fronti... sono tante deleghe queste? Sono tante, però c'è una dirigenza in Comune che è di altissimo livello e quindi supporta molto e prendere le decisioni è relativamente facile quando si ha una struttura di cui ci si fida e che si sa che lavora in maniera approfondita e su cui poi si riesce a essere rapidi nello scegliere. Ha citato per esempio tutta la parte dei servizi informativi. Dal 1° febbraio Padova trasforma tutto il suo sistema informativo e tutta l'interfaccia verso lo sportello unico, verso le aziende e verso l'edilizia e lo rende telematico, quindi tutta la carta viene abolita in qualche maniera e questo è un passaggio epocale per certi versi. Non so quante cose ho da chiedere in quest'ora e mezza di trasmissione, vice sindaco. No, lei chieda con libertà, però alcune cose... Volevo fare una chiacchierata iniziale così per capire... Dà soddisfazione dopo 2 anni di lavoro vedere che comincia a vedere i primi risultati. Esattamente. Beh, così poi da un punto di vista amministrativo. Pensava fosse così impegnativo, pensava fosse più facile. Ecco, quando lei ha intrapreso questa avventura di amministrare la città di Padova, cosa pensava? No, sapevo che era come pedalare in salita in bicicletta e quindi non è una sorpresa. Però anche quando si va in bicicletta in salita c'è sempre da dire, caspita, ma è dura, potevo stare a casa. Però poi quando si arriva in cima la soddisfazione c'è, quindi è molto simile lo sforzo che si sta facendo nell'amministrazione a quello di un giro in bicicletta con la salita, poi c'è anche la discesa. Ecco, lei che va molto in bicicletta va anche nell'Easton in bicicletta oppure va a piedi? Nell'Easton mai. Quindi va a piedi nell'Easton, no, perché anche lì poi ne parleremo ovviamente di questo. Senta, la cosa che le ha fatto più piacere in questi 2 anni e mezzo è quella che ha dato un po' più fastidio da vice sindaco. Urca, è difficile dire, individuare una cosa. Più o meno, cioè la cosa che dà piacere, quella che le ha fatto più piacere è il ringraziamento da parte di cittadini che dicono che la città è cambiata. Questa è una cosa che dà soddisfazione, perché vuol dire che lo sforzo, da dentro è difficile rendersi conto dei cambiamenti e di come vanno le cose, però quando la gente ti ferma per la strada e ti dice grazie del lavoro che state facendo perché mi sono accorto che Padova è una città diversa, questa è una grossa soddisfazione. Invece la cosa che ha dato più fastidio? La cosa che mi ha dato più fastidio forse invece è la dinamica politica che in alcuni casi è completamente avulsa dalla dinamica personale, per cui si ricevono degli attacchi
solo perché si è avversari da parte politici. della stampa o da parte? No, dalla dinamica politica, un'opposizione che attacca la persona anziché attaccare le idee. Io sulle mie idee sono pronto a confrontarmi, ma ricevere degli attacchi personali mi sembra completamente insensato. Inizialmente questo per me è stata una cosa difficile da comprendere, perché non ero abituato ad una relazione di questo tipo, e quello è stato pesante. È stato pesante ricevere degli attacchi e poi magari successivamente dire: ma perché mi hai attaccato in quel modo lì? Poi hai capito che fa parte del gioco. Sì, certo, è un alfabeto che si impara a conoscere, però non è un alfabeto salutare per una dinamica costruttiva anche tra idee diverse. Io credo che sia importante confrontarsi con idee diverse, ma non... Ma sa, è una delle cose che mi chiedevo se è azzurro perché per una parte politica è azzurro, per l'altra parte è verde, fa parte, mi hanno detto, del gioco. Anzi mi ha dato una spiegazione un politico, un ex sindaco di Padova, e mi ha detto, vedi Giorgio, ha detto, per arrivare a quell'obiettivo tutti e due vogliono arrivare, le parti politiche, destra o sinistra che siano, uno però vuole arrivare in una maniera e l'altro vuole arrivare nell'altra maniera, e ovviamente l'uno nei confronti dell'altro non va mai bene quello che fa, e quindi diventa un gioco del sistema. No, lo capisco. Sul piano personale per me è stato oneroso dover appunto ricevere degli attacchi da delle persone verso cui avevo anche simpatia dal punto di vista umano, e doversi relazionare su quel fronte per me è stato una modalità nuova e impegnativa. Senta, in giunta va tutto bene, col sindaco va d'accordo? Ma io verso Sergio Giordani ho proprio dei sentimenti di affetto, perché è una persona che ha grandissimo fiuto nel gestire le situazioni, e devo dire il clima in giunta è assolutamente un clima di collaborazione, di confronto. Siete riusciti, credo, io che ricordo la prima volta nella storia di Padova, a unire davvero, ci vogliamo tutti bene con questore, con prefetto, con vescovo, cioè vi volete davvero, fate bene, e quando viene qua il sindaco glielo dico sempre, lei riesce a sposare 1000 anime, quindi davvero se riuscite, o perlomeno fate apparire come uno spogliatoio straordinariamente unito. Mi sembra impossibile delle volte, non litigate mai tra di voi, mi sembra davvero impossibile, però ogni volta che viene qua il sindaco mi dice che andate tutti d'accordo, vi volete tutti bene, sono tutti bravi, e io ci credo, perché ovviamente non ho dubbi. Ma ci sono i momenti di confronto, ovviamente, non è che, ma quello ci sta. Però è sempre un confronto diretto, schietto, e questo semplifica le cose. Per quanto riguarda le relazioni in città, io devo dire siamo anche fortunati di avere persone di altissimo livello, perché ha parlato del prefetto, del questore, le altre istituzioni sono tutte rappresentate da persone di altissimo livello, e quindi devo dire che effettivamente c'è un clima di collaborazione a cui si lavora, a cui, voglio dire, si semina anche per raccogliere. Però è relativamente facile con persone di questa qualità. Forse Padova è anche fortunata in questo momento ad aver allineato un po' tutte le file, insomma. Va bene, sì. Allora adesso abbiamo fatto così una premessa tanto così piacevole, adesso andiamo nel sodo. Allora cominciamo col primo servizio, andiamo a vedere il servizio del tram, cosa succederà qui a Padova per la viabilità per quanto riguarda questo mezzo elettrico. Vediamo il servizio di Elisabetta Corazza. Per il 2020 si attendono novità sul fronte tram. Prosegue infatti la progettazione delle ulteriori 2 nuove linee, una prima denominata SIR 3 che con un tragitto di 5,5 km collegherà la stazione a Volta Barozzo passando per l'ospedale, e la SIR 2 che da Ponte di Brenta arriverà a Chiesa Nuova o fino a Rubano. Entro la fine di marzo Italferr, controllata al 100% dal gruppo Ferrovie dello Stato, consegnerà il progetto definitivo della SIR 3, beneficiaria già di un finanziamento statale di 56 milioni di euro, mentre entro fine giugno Mobility in Chain consegnerà lo studio di fattibilità della SIR 2, propedeutico alla richiesta dei finanziamenti. I mezzi che percorreranno questo percorso potrebbero avere un doppio capolinea a est della città, di cui uno a servizio del nuovo polo della salute a San Lazzaro. Intanto, entro la fine del mese avranno inizio gli incontri con i residenti di Volta Barozzo, che saranno coinvolti nella decisione del percorso migliore dal nuovo ponte sul Bacchiglione al capolinea in via Piovese. Nella primavera del 2021 aprirà il cantiere, al lavoro per almeno un paio di anni. La linea in questione avrà 2 tratti senza pantografo, lungo via Morgagni e nel parco, per tutelare il patrimonio arboreo.
Ecco, Elisabetta ha spiegato bene come sarà la nuova linea del tram, un tram che tra l'altro una parte la contesta, poi quando giro per la città come lei lo vedo sempre pieno, quindi poi tra l'altro avete delle iniziative davvero straordinarie che per chi ha delle macchine che non possono usarle, gli abbonamenti a dei prezzi davvero agevolatissimi, quindi state facendo un lavoro a livello di amministrazione davvero che accontenti tutti. Sono davvero tutti contenti oppure... Ma accontentare tutti credo sia impossibile, nel senso che per natura delle cose è difficile, però io credo che la mobilità sia uno dei temi su cui Padova debba accelerare il passo, perché abbiamo delle criticità dal punto di vista ambientale, ma abbiamo anche delle criticità dal punto di vista dei tempi di percorrenza. Padova è una città relativamente piccola, ma con delle attività economiche importanti, tali per cui i volumi di traffico sono elevatissimi per unità di superficie e quindi dobbiamo trovare delle modalità per spostare le persone che siano più compatibili con la struttura della città. La realizzazione di queste linee di forza, la prima c'è già da tempo e le altre due su cui stiamo lavorando, io credo che sia uno dei capisaldi per semplificare la vita delle persone e rendere l'accesso in città più agevole e più rapido. È impegnativo perché richiede di lavorare su tempi superiori rispetto al mandato elettorale che ci è stato dato dagli elettori, perché non riusciremo a concludere nemmeno la prima delle due linee su cui stiamo lavorando a metà del 2022. Come è successo anche con questo tram. Come è successo in precedenza, però è indispensabile lavorare su progetti di lungo termine per riuscire a far fare alla città quel salto di qualità che è indispensabile. Ecco, senta, per far questo ovviamente sono già arrivati i finanziamenti per quanto riguarda la linea, ovviamente la seconda linea, definiamola così, e quindi lì iniziano i lavori nel 2021, è già tutto programmato, già tutto fatto, ci sono delle difficoltà, degli intoppi? Beh, lì il progetto definitivo è in corso di esecuzione, come ha detto bene nel servizio, da parte di Italfer. Rimane ancora da definire con esattezza il percorso nel quartiere di Volta Barozzo, perché lì ci sono nel progetto originario dei passaggi oggettivamente complessi, in dei punti molto stretti, e quindi sono state proposte delle alternative in una via parallela e utilizzando in parte via Piovese. Sono alternative che sono allo studio. Nella via parallela vuol dire fare un nuovo ponte oppure... Beh, un nuovo ponte sarà fatto senz'altro a fianco a quello attuale, dotato anche di una pista ciclabile per facilitare anche l'accesso con i mezzi ciclabili e con i monopattini. È già incluso nel bilancio di... Assolutamente sì, fa parte del preventivo di spesa. Però ecco, dal ponte al capolinea ci sono delle alternative che in questo momento sono pesate dal punto di vista tecnico e saranno pesate anche dal punto di vista... Vice Sindaco, che preoccupa di più i residenti? Preoccupa di più il tram o i lavori per fare il tram che ovviamente renderebbero difficile la vita finché ovviamente il tram non è terminato? Ma indubbiamente i lavori sono un momento critico e difficile da gestire e cercheremo di minimizzare l'impatto sulle attività e sulla vita dei cittadini. Devo dire che le nuove tecniche costruttive della strada del tram semplificano rispetto ai lavori che sono stati fatti nel passato e quindi dovrebbero essere più rapidi rispetto a quelli che abbiamo visto 10-12 anni fa. Credo che la preoccupazione sia anche però quella dell'interazione tra il mezzo e l'attività del quartiere. Penso alle osservazioni che mi ha sollevato giustamente il parroco, che è preoccupato dell'interazione tra la vita della parrocchia e l'eventuale passaggio del mezzo in Via Vecchia. Vabbè, non è successo alla Guizza questo, Alla Guizza è andato tutto bene, voglio dire. No, io guarda, la mia parrocchia è Santa Croce, credo che il punto più vicino di passaggio, più stretto di passaggio del Siruno sia proprio di fronte a Santa Croce, dove c'è effettivamente un passaggio molto prossimo alla chiesa, ma tutto sommato la vita della parrocchia continua come prima e meglio di prima. Però capisco la preoccupazione e su questo io credo dobbiamo avere grande attenzione, grande capacità di ascoltare i bisogni delle persone e però di portare alla luce anche quelli che sono i vantaggi che vengono, soprattutto per chi vive il quartiere, per chi ha delle proprietà immobiliari e delle attività commerciali che nel tempo vengono valorizzate. Anche se chi ha attività commerciali comincia a dire ecco, passano di qua, ci fanno chiudere le attività,
Che poi, le faccio una parentesi, io nel circolare per Padova prendo molte vie dove non c'è, dove non passa il tram, ci sono molte attività commerciali chiuse, perché ormai la vita è cambiata anche a livello commerciale, con l'e-commerce e tant'altro. Comincio a fare alla Guizza, appena giù del ponte del Bassanello fino alla Guizza non c'è un negozio chiuso. Questo è un dato statistico interessante e effettivamente lungo il percorso del tram le attività economiche sono più attive che non lontano dalla linea del tram. E questo è un dato che non c'è solo a Padova, è un dato che, voglio dire, la metropolitana di Milano ha fatto rinascere interi quartieri, ma così come tutti i mezzi. Il tram di Firenze sta modificando le attività commerciali della città. È indubbio che rende più permeabile, più accessibile i quartieri della città e quindi li rende più interessanti dal punto di vista commerciale. Per chi non lo sapesse, ormai lo sanno tutti, da Volta Barozzo, giusto, e terminerebbe in stazione. In stazione ferroviaria. E quindi sarebbe e poi in futuro ci sarebbe l'altra linea che dovrebbe andare a Chiesa Nuova per completare. Sì, tra Ponte di Brenta e Chiesa Nuova, o tra Vigonza e Chiesa Rubano. Nuova, quindi questo qui non avremo tempo, io non avrò tempo di vederlo. Ma assolutamente sì. Boh. Assolutamente sì. E dice? Sì, andremo a fare un giro insieme e vedrà che... Lo auguro, ho sempre molti dubbi, perché non perché lei non voglia, perché la burocrazia in Italia è un po' a tempi vertiginosamente lunghi. No, quindi... questo è vero. Adesso per esempio abbiamo avuto 6 mesi di ritardo perché il Ministero ha spostato la scadenza per la richiesta del finanziamento dal 31 dicembre al 1 di giugno. È vero, è un ritardo che... Però io sono confidente che poi i tempi di realizzazione dell'opera possano essere contenuti. Senta, poi parleremo dei parcheggi e la Pradina, però se voi fate questa linea, ovviamente ci vorranno anche a Volta Barozzo dei parcheggi nuovi per fare questo. È previsto. E avete già previsto dove farli? Beh sì, l'area dove viene fatto il capolinea a Volta Barozzo è già prevista, è già individuata e ci sarà un parcheggio, se non ricordo male, di 500 posti auto. Viene anche valorizzato i parcheggi attuali sotto la tangenziale che ci sono, ma oggi sono poco utilizzati e potranno essere maggiormente sfruttati. Il capolinea a Volta Barozzo dove sarà esattamente? Andando verso Ponte San Nicolò sulla destra prima della tangenziale. C'è un'area che attualmente non ha agricola, che però già dal punto di vista catastale... Cioè, dunque passa la tangenziale? No, prima della tangenziale, dopo la rotonda... dove c'era Schiavon Biliardi? Dove c'era Schiavon Biliardi, esatto, per capirci. Ecco, tra Schiavon Biliardi e la tangenziale c'è un'area, un posto per fare... Sì, verso l'interno che catastalmente è già destinata per fare il capolinea. A posto, i soldi ci sono, quindi nel 2021, come diceva il servizio, dovrebbero iniziare i lavori di questa linea. Assolutamente, siamo determinati nel procedere il più rapidamente possibile, anche perché è una linea che poi riesce a collegare il polo ospedaliero di Via Giustiniani, il polo ospedaliero del Sant'Antonio e quindi diventa un servizio veramente importante per la città. Assolutamente sì, perché dovrebbe passare davanti all'ospedale e poi tra l'altro il tram. Passa esattamente in Via Giustiniani all'interno dell'ospedale e quindi rende anche dalla stazione ferroviaria accessibile il polo ospedaliero. Questo è importantissimo perché tra l'altro oggi il polo ospedaliero è uno dei punti critici dal punto di vista delle automobili. Senta Lorenzoni, avete programmato solo il tram oppure anche qualche bus elettrico per la viabilità della città? Ma i bus elettrici io mi auguro presto possano essere la totalità dei bus. Non viabilità per il servizio pubblico? No, nella finanziaria del 2019 è stato previsto un fondo per l'acquisto di mezzi privi di emissioni da parte del Ministero dei Trasporti. Io mi auguro che questi fondi possano essere messi a disposizione rapidamente e che ci aiutino nell'acquisto dei nuovi mezzi che saranno acquistati da Bus Italia Veneto, che ha vinto la gara per l'assegnazione per la gestione del servizio di trasporto pubblico a Padova per i prossimi 9 anni, potenzialmente più 2, e che si è impegnata ad acquistare la totalità del parco nuovo, impegnandosi a prendere dei mezzi a gas naturale, che sicuramente è un combustibile pulito. Il mio auspicio è che si riesca a modificare i termini e fare acquistare direttamente dei mezzi elettrici per gestire tutte le linee oltre le linee di forza gestite dal tram. Tutto quello che si farà, perché poi io e lei abbiamo una cena che abbiamo scommesso che il 31 luglio l'ho presa e l'ho messa in agenda, non agenda 21, è la mia agenda. Andiamo a vedere il servizio della mobilità condivisa, vediamo.
Incrementare i servizi di mobilità condivisa è uno tra gli obiettivi che l'amministrazione si è prefissata per i prossimi mesi e i mezzi che si intende mettere a disposizione di padovani e turisti sono in primis gli scooter elettrici a flusso libero, sulla scia di quanto già fatto in città come Torino, Milano e Genova, con il vantaggio di poter essere utilizzati anche per il trasporto di merci. Ma il 2020 potrebbe essere per Padova anche l'anno dell'arrivo dei monopattini elettrici, sempre a flusso libero, mezzi che per legge di recente sono stati equiparati ai velocipedi e possono quindi circolare sulle piste ciclabili e nelle zone in cui è previsto il limite dei 30 km all'ora, senza richiedere alcun patentino e senza limite di età. Destinato ad essere incrementato è anche il servizio car sharing, 16 mezzi a disposizione, di cui 4 elettrici, da tempo attivo in città e che per i prossimi 4 anni continuerà ad essere gestito da APS Holding. A riscuotere maggiore successo tra cittadini e studenti è però il bike sharing, fornito da 2 diversi operatori, il secondo dei quali, Free Floating, è entrato in funzione nel 2019, riscuotendo fin da subito un notevole successo. 650 sono le 2 ruote a disposizione, per un totale ad oggi di 680.000 viaggi compiuti, con picchi di 500 al giorno, per un totale di 27.000 utenti registrati. Qui Vice Sindaco ho tantissime domande da farle, ci prendiamo un attimino di respiro, andiamo in pubblicità, poi al rientro le chiederò molte cose per quanto riguarda ovviamente la mobilità condivisa, tra poco.